Amiche ed amici sportivi, ma soprattutto appassionati di hockey, ben trovati dal Capannino, la pista Antonio Armeni, in questo sabato di dicembre si gioca la 10ª giornata del campionato di Serie A1 in pista. Innocenti Costruzione Follonica ospita il Y-Sport Valdagno. Una buonasera da Enrico Giovannelli, alla telecamera Andrea Burgio, in regia Leonida Romualdi. Le squadre sono già schierate al centro della pista per i saluti di rito. Andiamo allora magari con le formazioni. C'è un rientro importante in casa Follonica, lo vediamo subito, è quello del numero 54 Andrea Fantozzi, ma nell'ordine portiere Marco Mugnaini il titolare, la riserva Alessandro Rubega.
poi Federico Pagnini, il capitano Davide Banini, Marcos Vega, Francesco Banini, Lorenzo Pasquale, Andrea Fantozzi, Claudio Barcali, Adriano Maggi in panchina, Sergio Alberto Kashim, Beja Dagrasa Silva. Risponde il Y Sport Valdagno con il portiere titolare Rodrigo Gomez, Ferrera, Battista, Viera, ma per comodità è Viera. Poi il capitano Leonardo Di Giovanni, Marco Tomba, Niccolò Crocco, Giulio Piccoli, Tiago Sanchez, uno dei giocatori più interessanti, Tiago Manuel Barbosa Sanchez del nostro campionato, Francesco Crocco, un altro che si sta mettendo in mostra, è attualmente il bomber, la stecca d'oro del campionato Serie 1 col numero 75, Lucas Honorio Santos, portoghese, che ha una peculiarità, ha sempre segnato in ogni singola partita di questo campionato. E poi rientra dopo la squalifica Diogo Seixas, anche lui Diogo Miguel dos Santos Seixas, che era stato squalificato l'altra settimana, ma ritorna a vestire i colori del Valdagno. E l'altro portiere Giovanni Bovo in panchina, nome un po' difficile, ma insomma anche lui portoghese, Federico Mascarenhas, allenatore 37enne, ha iniziato come assistente al Benfica, poi a Lisboa, a Parede e ora a Valdagno. Gli arbitri del match abbiamo visti Franco Ferrari di Viareggio, Alessandro Eccelsi di Novara, al tavolo Nello Lorenzoni di Follonica. Due squadre che arrivano con stati d'animo diversi. Il Follonica reduce da 2 sconfitte consecutive qui al Capannino contro il Bassano e poi nel derby a Grosseto, mentre il Valdagno ha una striscia aperta di vittorie, ben 4 4-3 a Grosseto, 5-4 con Lodi, 5-3 a Novara e 5-1 contro il Forte, dopo che il Bassano insomma l'aveva battuto nel derby veneto 5-3. Stasera il Valdagno con la maglia da trasferta e fra pochino batterà l'avvio con la pallina vulcanizzata, come dice il mitico Domenico Tomba. Tutto pronto, non c'è il pubblico delle grandi occasioni, un po' è scemato l'entusiasmo a Follonica, ma rimane sempre una pista storica del campionato italiano. Vedo che gli arbitri stanno ancora parlottando, non so qual è il problema, forse un nastrino per la cuffia. L'arbitro Franco Ferrari proprio sotto la nostra postazione, e poi potrà iniziare la partita della 10ª giornata. Si inizia con il Valdagno logicamente in attacco, in questo sabato 6 dicembre 2025. Pallina recuperata dal capitano del Follonica Davide Banini, in pista con Vega, Federico Pagnini e Francesco Banini davanti a Marco Mugnaini. Nel Valdagno davanti a Viera, giostrano col numero 7 il capitano Leonardo Di Giovanni, che sta trovando davvero un grandissimo rendimento in questo avvio di stagione. Poi con il 75 Lucas Honorio da gustarsi, perché insomma abbiamo visto campionati under 23 per nazioni, si è subito messo in mostra. Poi col numero 8 c'è Diogo Seixas e poi col numero 10 Tiago Sanchez. Manovra proprio di Giovanni, sempre però a centropista, parte Sanchez, prova a mettere in mezzo, la pallina intercettata, poi arriva un fischio. Rimessa in gioco è di Vega per Federico Pagnini, in avanti a cercare Davide Banini.
Ora Francesco, sempre Follonica che tenta di allungare, come si dice, un po' la pista, ma Valdagno è molto veloce nelle marcature. Francesco Banini, Vega, Fede Pagnini tenta di servire Vega, ci riesce? Riesce però l'argentino a far tornare la pallina a Pagnini. Allora può ripartire Seixas, ex giocatore delle giovanili del Porto, poi a Valongo, Espigno, Ribadave, Braga per 5 stagioni, ingaggiato dal Valdagno. Ancora Sanchez, chiama uno schema indicato il numero 1, intercetta per un attimo però Davide Banini. Ancora Sanchez, davanti a sé Vega che alla fine gli soffia la pallina, tenta di ripartire Marcos Vega da destra, vuole infilarsi in mezzo all'area, lo prende Onorio e allora Valdagno, Di Giovanni prova il tiro, la stecca di Fede Pagnini, la pallina si impenna, l'arbitro del Chelsea schiato la punizione. Una serata dove praticamente vanno in pista quasi tutte le squadre, l'unica partita del posticipo sarà Trissino contro Castiglione, posticipo domenicale, mentre tutte le altre partite si stanno giocando sostanzialmente in contemporanea. Quella che è iniziata un po' prima a Giovinazzo, il Monza avanti 3-0. Intanto proprio Di Giovanni pericoloso in area, Supra Sanchez, Mugnain allontana, poi lotta Francesco Banini nell'angolo con Sanchez, riesce a rimanere in possesso, poi lancio per Onorio, ancora la palla schizza, ritorna Sanchez, Davide Banini avanza da sinistra, le finte, ancora Davide in aria, ma ferma tutto Viera, esulta addirittura la panchina del Valdagno perché Davide Banini aveva trovato un'autostrada e si era presentato solo davanti al portiere. Quasi 4 minuti sul cronometro, 0-0 al Capannino. Match sempre molto intenso quello tra Follonica e Valdagno. Le statistiche parlano di 101 partite già giocate dalle due formazioni nel massimo campionato. 48 vittorie del Follonica, 37 del Valdagno, 16 pari. Lo scorso anno 2 vittorie proprio per i veneti, 7-4 a Valdagno, 5-2 al Capannino. Ora Vega tenta di liberarsi di Sanchez che lo strattona un po', Vega in area, lotta ancora Vega per il tiro di Federico Pagnini sotto la curva dei Randagi, ma la palla esce. Recupera Sanchez, ora Francesco Banini, un po' di spazio, carica il tiro, il missile, ancora Viera va alla parata, sempre però Follonica. Importanti anche le parole di Sergio Silva negli ultimi giorni, dobbiamo alzare la concentrazione, ha detto in sostanza il tecnico portoghese. Stato un tiro ancora di Francesco Banini, ma lì Viera fa buona guardia. Gli episodi hanno condannato anche formazione maremmana a Grosseto, un derby sempre sentito. Grosseto contro Follonica nelle ultime stagioni sta raccogliendo buoni risultati. Ora Vega recupera Onorio, avanza a centropista, nessuno gli si fa sotto, allora lo scarico per Sanchez. Onorio, ex giovanile del Turchel, poi Benfica e soprattutto Santomar, le squadre
della nuova stellina portoghese, ha solo 22 anni, ma già nel campionato italiano 18 gol. Intanto Mugnaini va a dire di no ancora Di Giovanni. Sanchez ma in possesso, tenta di mettere in mezzo, ancora Di Giovanni, il tiro, Mugnaini para, palla ancora in area, ancora Sanchez, ferma tutto Fede Pagnini, recupera Onorio, buon ritmo in questo avvio di match. Francesco Panini, ora Davide, diventato papà la scorsa settimana. Tanto recupera Fede Pagnini, ancora Davide che pensa al tiro, la deviazione di Sanchez, e poi si riporta in attacco, gira però un pochino a largo, Onorio dietro la porta, mentre sono arrivati anche tifosi da Valdagno, non in gran numero, ma insomma onore anche a loro, le brigate valdagnesi. Tanto Davide Banini ostacola Di Giovanni, ex Trissino Sandrigo, poi diventato il capitano del Valdagno. Lui giovanissimo, 21 anni. Mentre c'è un problema per Rodrigo Vieira, probabilmente da asciugarsi la maschera, c'è un po' di umidità in Maremma. Intanto rivediamo qualche azione con Di Giovanni, la parata di Mugnaini, con la discesa di Davide Banini, il tiro deviato. Si riprende a giocare, Valdagno che imposta sempre con Sanchez, che va anche al tiro, una cannonata a fil di palo, poi la pallina rimane lì, la recupera Francesco Banini, la spedisce in avanti a cercare Davide, ma intercetta Sanchez, poi allontana Mugnaini, Fede Pagnini, passaggio per Davide, era una buona occasione questa, ma la pallina rimbalza. Si va a cercare Francesco, poi va giù, poi arriva Vega, c'è la parata di Vieira, e allora Valdagno, Onorio dalla parte opposta, la tocca di quel tanto Fede Pagnini, poi si lotta ancora Sanchez, Seixax si è fatto vedere ma non è servito. Come detto, un duello in panchina tutto portoghese, qualche anno in più certamente per Sergio Silva, anche Mascarenhas vuole insomma lasciare il segno. Tanto in aria, gol! L'assist di Davide Banini, la rete di Marcos Vega, si sblocca la partita, il Follonica passa in vantaggio 1-0 al 9 minuto esatto. Lo rivediamo, Vega recupera, imposta all'azione, Davide la mette in mezzo, Vega al volo, non si fa sorprendere, Vega al volo, fa 1-0, Marcos Vega, sesto gol in campionato. Lo vediamo dalla telecamera bassa, stiamo facendo un po' di prove qui al Capannino.
davvero ottimo, ottimo l'assist di Davide Banini, e Vega al volo la mette nel sacco. Finito il time out, si può tornare a giocare. Silva manda in pista Claudio Braccali, ora Sanchez, Norio andato a cercare Seixas, ancora Onorio costretto a girare a largo. Sanchez, la velocità, mette sul secondo palo Onorio per un attimo, prova a chiudersi, alla fine arriva un fischio, probabilmente si è trascinato avanti la pallina con il pattino. Possesso che torna al Follonica. Onorio recupera, cercare Sanchez, ora a tagliare la pista per Di Giovanni in area, anzi è entrato con il numero 17 Francesco Crocco, recupera Braccali, poi tenta di servire Davide Banini in area, Davide alza e schiaccia, si salva la difesa del Valdagno. Può ripartire allora Onorio, gran botta, para Mugnain, la palla rimane lì, ma in qualche modo la difesa, poi Vega agganciato proprio da Crocco che commette fallo, rompe di sicuro l'azione d'attacco. Mentre esce proprio Vega, entra in pista allora Andrea Fantozzi, sono gli applausi per Andrea che reduce proprio dall'infortunio subito, patito contro il Bassano dopo che aveva segnato un rigore, contatto dietro porta con Nando Montigel, costretto stare fermo anche nel derby a Grosseto, stasera viene rischiato. Fortunio si temeva addirittura una frattura composta, ma la situazione sembrerebbe decisamente migliore. Braccali si appoggia a Fantozzi che salta netto Onorio, ora Fantozzi a chiuderlo, però va Seixas che recupera la pallina. Fantozzi si impegna fisicamente, quindi sta bene Andrea Fantomas, come lo soprannominarono a Sarzana. Recupera ancora il Follonica, Francesco Banini prova il tiro e c'è il gol di Francesco Banini, incertezza di Viera, la palla si insacca, 2-0 Follonica, 2-0 Follonica col 12° gol di Francesco Banini. Andiamo a rivederlo. Un tiro sul primo palo, non ci arriva Viera, palla entra, intanto ancora la risposta di Marco Mugnaini. Fede Pagnini, un po' di spazio, non segue Sanchez, mette in mezzo ma Braccali recupera, poi va giù, arriva un altro fallo, tanto in panchina scatenato Sergio Silva. Non so se possiamo rivedere dal basso con la telecamerina, ricordo stiamo facendo delle prove qui al Capannino, alla prossima occasione
Tenteremo insomma di fare vedere il replay dalla camera bassa. Intanto il tiro di Fantozzi, la deviazione di Fede Pagnini, Viera va alla parata. Improvviso il tiro, Crocco. Ancora Sanchez. Nuova conclusione, Mugnaini all'intercetto. Poi la palla si impenna, si alzano le stecche. Punizione da battere per la formazione maremmana. C'è Fantozzi sulla pallina, passa a Fede Pagnini, braccato da Crocco che poi la tocca, ma Mugnaini esce e va la respinta. Ancora la palla si impenna, gli arbitri fanno proseguire. In pista è entrato anche Nicolò Crocco oltre a Francesco. Crocco un po' più vecchio, 20 anni. Nicolò, Francesco scusate, 17. Recupera Francesco Banini, seguito proprio da Francesco Crocco. Si libera, va anche al tiro, una gran botta, stavolta larga. Sanchez avanza il Baldagno in area, è stato Francesco Crocco. Poi si lotta ancora, recupera Fantozzi, passaggio per Francesco Banini, ancora per Fantozzi al volo, ci ha messo la stecca ma palla alta e Mascarenhas ne ha viste troppe, chiama un time out, vuole fermare la partita, pronta a rientrare di Di Giovanni, esce Sanchez, nel Follone che invece è entrato col numero 8 Lorenzo Pascual Tussedò, anche lui giovane argentino di 19 anni. Qui ecco rivediamo il gol, anzi no, questa è un'azione l'ultima di Fantozzi. Si va alla ricerca della rete dal basso, il 2-0 firmato Follonica con Francesco Banini, il tiro, la pallina passa sotto le gambe a Rodrigo Viera. Finito allora il time out, si può tornare a giocare. Mentre credo ci sia da asciugare la pista proprio davanti alla panchina del Follonica. L'arbitro Franco Ferrari ha richiamato l'attenzione. C'è l'ingaggio, vince il Baldagno, che può ripartire con Seixas. Cercare Francesco Crocco che ha un po' di spazio, seguito da Claudio Bracali. Poi Nicolò, la pallina filtra e c'è il gol del Baldagno. Vediamo a chi viene assegnato, probabilmente c'è stata la deviazione, il tiro sicuramente di Nicolò Crocco e la palla nel sacco. Follonica 2, Baldagno 1. Forse il gol di Leonardo Di Giovanni, lo rivediamo. Certamente c'è la deviazione. Di Giovanni allora accorcia le distanze. Sul tiro di Nicolò Crocco. Ancora in area, recupera Pasquale.
dietro a servire Fantozzi. Fin qui partita godibilissima, buon ritmo, senza falli. Pasquale per Davide Banini, fa ruotare un po' i giocatori. Sergio Silva, ora Pasquale a cercare Fantozzi, rimane in possesso palla sull'aggressione di Niccolò Crocco, poi il lancio in una zona dove ci sono maglie granata e poi la spara fuori Seixax da buona posizione. I colori del Valdagno sono blu celeste. Messa in gioco la formazione maremmana, anzi no, si sta discutendo, ma l'arbitro Eccelsi la consegna al giocatore del Valdagno. In pista è entrato anche il numero 9 Giulio Piccoli, ex Trissino e Monza. Qui Giovanni lascia lì la pallina, recupera Fantozzi per Leonardo Di Qui Giovanni. È stato il gol numero 7 in campionato. Si lotta ancora, c'è proprio Piccoli sulla pallina, ma in 4 a chiudere. Alla fine l'arbitro Ferrari va per un ingaggio. Ancora qualche discussione, c'è un fallo commesso dal Valdagno. Allora Follonica, Davide Banini nell'angolo, spinto da Francesco Crocco, rimane in possesso però della pallina il capitano De Maremmani, in aria, para tutto Viera. Poi Di Qui Giovanni non riesce a chiudere, allora Davide Banini, mentre Mascaregnas sta preparando il rientro in pista di Onorio, esce Francesco Crocco. Di Qui Giovanni, Piccoli, sempre Valdagno tra ventina di secondi per chiudere l'azione d'attacco. Scarico, cercare Piccoli, ma ai pochi secondi va il tiro e c'è il gol ancora di Lucas Onorio. Si pareggia la partita 2-2, davvero un gran gol sul passaggio di Piccoli. Onorio al volo e non interrompe la sua striscia di reti realizzate. Lo rivediamo. Davvero un gran gol al volo da centro area, quello del portoghese, che sale a 19 reti nella classifica della Stecca d'Oro del campionato di A1 e, come detto, fin qui è andata a segno in tutte le partite. Lucas Onorio Santos. Sulla sfera Vega, dunque il Valdagno ha completato la rimonta, c'è da battere però la punizione, una stecca alta. 8 minuti, poco più, alla fine di un primo tempo dove non è mancato il divertimento. Piccoli, Niccolò Crocco, può cercare Onorio,
ora Di Giovanni, conclusione palo, una gran bomba di Leonardo Di Giovanni a sinistra, centrato il palo pieno. Niccolò Crocco, linea per piccoli, due giovanissimi. Anche il Valdagno, insomma, ha deciso di puntare sulla verve qualche giocatore importante, soprattutto straniero, ma anche di qualità con l'anagrafe. Squadra davvero giovanissima, quella di Federico Chicos Mascareñas. Davide Banini, Pasquale, ancora Pasquale, chiuso da Di Giovanni. E poi palo colpito ancora da Davide Banini. Anche il Follonica sfiorato la segnatura. Non so se possiamo rivedere. Sempre Valdagno, Onorio, Sanchez, Seixas, poi c'è il tocco di Davide Banini. Punizione in favore dei Veneti, che possono ripartire con Thiago Manuel Barbosa Sanchez, lui ex Benfica, Braga, anche San Giorgio in Cile, Papalongo. Pallina recuperata sempre dal Valdagno, Onorio, andiamo a cercare Piccoli. Onorio dietro porta, aspetta l'arrivo di qualche compagno, prova da solo, la pallina si impenna, poi il tiro, la parata di Bugnaini, ancora Onorio. Follonica un po' distratto in area, in qualche modo si salva. Poi Seixas non arriva sul passaggio e allora Sergio Silva chiama il timeout. Onorio intanto recupera, poi Sanchez, il passaggio intercettato. Francesco Banini in area per Vega, Viera va la parata, poi ancora Francesco Banini, la pallina sull'esterno della rete e può arrivare allora il time out chiamato da Sergio Silva. Questo match diversi anni fa è stata anche una finale scudetto, il primo conquistato dal Valdagno 2009-2010, proprio ai danni del Follonica. Poi nel 2011-2012 la vittoria contro il CGC e nel 2012-2013 ancora contro il Viareggio. Poi 2 Coppe Italia per il Valdagno, 2012-2013 e 13-14, e 3 Supercoppe, 2010-2011 e 2012. Il presidente Giovanni Martini quest'anno ha cambiato un po', è andato via Giuliano Giuliani a Bassano, Borregan a Lodi e anche Lazzarotto, e come detto insomma sono arrivati giocatori importanti. Finito allora il time out, si va all'ingaggio, anticipato Onorio, quindi la pallina per il Follonica, Vega per Davide Banini, ora Francesco dietro la porta, ancora Davide, tiro esterno, la pallina finisce ancora sulla rete, ma gli arbitri danno palla al Valdagno, ci prova ancora Onorio, l'ha preso Davide Banini, Federico Pagnini, Vega,
finisce a terra, c'è stato il tocco di Onorio, facendo però di no con la mano. Vediamo l'azione, andato a contrasto. Fede Pagnini, Francesco Banini, un po' di spazio centralmente, prova anche il tiro, la palla però deviata. Arriva Sanchez come una furia, ora è Vega, dargli noia. Sanchez recupera. Onorio. Palla per Sanchez, poi in qualche modo Mugnaini allontana. Recupera Davide Banini, si libera di Sanchez ma sono in tre e allora si rifugia su Vega. Fede Pagnini, la spinta di Seixas, a commettere anche fallo Federico Pagnini, primo fallo di squadra del Follonia in questa partita. Onorio, salta anche Chelsea. Sanchez che deve recuperare e allora 5 secondi, possesso che torna alla Follonica. Quindi siamo entrati negli ultimi 4 minuti del primo tempo, partita tutto sommato velocissima. Mentre Mascarenhas ha rifatto alzare dalla sua panchina Francesco Crocco. Parte Sanchez, seguito da Francesco Banini. Sanchez ha un po' il baricentro più basso ma rimane in possesso. Scarico per Di Giovanni, poi il tiro di Seixas, anzi di Onorio, la parata di Mugnaini, poi in area, pericolo, è entrato in pista anche Marco Tomba col numero 4. Vega, spintonato proprio da Tomba, Vega lancia la pallina ma non c'è nessuno. Onorio, dietro per Sanchez, gli ritorna la sfera, poi lancio per Seixas, giocatore tra virgolette fra i più anziani, Diogo Seixas, 29 anni. Poi il tiro di Francesco Banini, la parata di Viera, la recupera Vega, che tenta di liberarsi di Tomba. Ancora Davide Banini si spintona con Onorio, alla fine il fallo l'ha commesso il giocatore del Valdagno. Chiedono la distanza i giocatori in maglia azzurra. Posizione interessante, Francesco Banini pensa al tiro, le gambe di Sanchez vanno alla deviazione. Poco più di 2 minuti alla prima sirena, sempre 2-2 il punteggio. C'è il cambio, rientra Francesco Crocco. Ora Thiago Sanchez da destra, davanti a sé Vega, mette sul secondo palo, non ci arriva per un soffio Tomba, poi in qualche modo recupera Davide Banini. Il lancio per Federico, la porta è vuota, nel senso che era sdraiato Viera, che però salva. Grande occasione per il Follonica. Poi alla fine Tomba va a commettere fallo su Federico Pagnini. Sale a 7 il numero dei falli del Valdagno in questo finale di primo tempo.
100 secondi alla prima sirena. Francesco Banini, inseguito da Francesco Crocco. Scarico indietro per Davide. Davide pensa al tiro, gran botta, la manona di Viera a dire di no. Palla che finisce fuori dalla pista. Una gran cannonata del neopapà da Banini. Ora Francesco, Davide. Davide rimane in possesso palla. Riesce a servire Vega. Argentino in qualche modo mantiene il possesso palla. Braccato da Seixax. Ora Davide Banini. Ora Fede Pagnini. Chiuso da Tomba. Si lotta ancora Tomba, questa volta la meglio. Si lancia il contrattacco. Tomba per Sanchez. La parata di Mugnaini. Ottimo l'intervento. Ora Davide Banini. Davide, la conclusione sporcata anche in questo caso alla limite dell'area. Una grande occasione. Valdagno che attacca. In qualche modo la palla rimane lì. Poi il tiro, ancora la parata su Sanchez. Recupera il Valdagno. Seixax di poco al lato. E c'è rigore a 4 secondi dalla fine del primo tempo. Lo rivediamo. Francesco Banini attacca da destra, viene agganciato in aria da Niccolò, anzi da Francesco Crocco. Francesco Banini va dai 5,40 m. Il tiro! La palla respinta da Viera. Non c'è più tempo. Si va allora al riposo sul 2-2. Polloni che era scappato via. Intanto rivediamo il penalty. Con la parata di Viera. Dicevo, Polloni era scappato via con il gol di Vega al volo su assist di Davide Banini e poi su Francesco Banini per il 2-0, poi la rete di Qui Giovanni sul tiro di Niccolò Crocco e il solito Onorio per il 2-2 che manda le squadre a riposo. Con questo è tutto, a risentirci nella ripresa.
Squadre di nuovo in pista al Capannino, è iniziata la ripresa con il Follonica che attacca, il tiro subito di Francesco Banini, il gol di Davide! Uno schema, il Follonica dopo 8 secondi ritorna in vantaggio 3-2 con la prima rete in questa partita di Davide Dadda Banini. Lo rivediamo, avvio, passaggio indietro per Francesco Banini che attacca, la mette a disposizione di Davide che la butta dentro alle spalle di Viera. L'assist dunque di Francesco, gol numero 6 in campionato per Davide Banini. Valdagno dunque di nuovo sotto, è partito bene nel primo tempo il Follonica, proprio Vega e Francesco Banini avevano portato sul 2-0 la formazione maremmana, poi di qui Giovanni e Onorio avevano pareggiato. C'è stato anche un rigore fallito da Francesco Banini a 4 secondi dalla chiusura del primo tempo. E subito in apertura, mentre il Valdagno si complica un po' la vita perché 2 falli consecutivi e si accende il segnale rosso luminoso del 9° fallo di squadra. Solo 2 quelli commessi dal Follonica. Davide Banini un po' strattonato, recupera Seixas, fa anche al tiro una gran cannonata però larga. Allora Davide, stiamo già dalla parte opposta, Davide in area, stavolta Viera ferma tutto. Francesco Crocco va giù, c'è il fallo commesso da Francesco Banini, si lamenta la panchina del Valdagno con Federico Mascaregnas che chiedeva un cartellino blu. Sulla pallina c'è Giulio Piccoli, più dietro Francesco Crocco. Andiamo a dare un'occhiata anche a quello che succede sulle altre piste. Tanto un tiro largo, può recuperare però Seixas. Al momento sono iniziati quasi tutti i secondi tempi. 2-0 del Forte Marmi sul Novara, 5-3, ma siamo ancora all'intervallo del Grosseto a Breganze, 2-0 del Bassano a Sarzana, iniziato il secondo tempo, e vantaggio del Viareggio a Lodi 1-0. Ancora però in area Federico Pagnini che viene spinto e c'è rigore. L'arbitro del Chelsea lo ha visto dalla sua posizione. Andiamo a rivedere. Pallina recuperata da Vega, riesce a servire Federico Pagnini, arriva da dietro Francesco Crocco. Stavolta ci va Francesco Pagnini, va subito fallo. Tutto pronto? Federico Pagnini si sistema, va al tiro, para ancora Viera, si rimane dunque sul 3-2. Altra occasione per la formazione maremmana, poi in area Vega che aveva controllato benissimo, ma poi la palla gli si è alzata un po'. Avanzare Seixas, andiamo a cercare di qui Giovanni che va al tiro, la stecca di Fede Pagnini, la pallina si impenna
esce fuori dal rettangolo del Capannino. Sempre Valdagno, Francesco Crocco, gli allontana la palla Davide Banini, Crocco costretto a inseguire, poi in area, gli arbitri fanno proseguire, ancora Vega, Fede Pagnini, Davide Banini, in avanti ancora per Pagnini, Davide, Vega, Follonica però fa trascorrere secondi preziosi, ancora Vega dietro la porta, aspetta l'arrivo di qualche compagno, costretto però a rimanere in possesso, Davide Banini, Fede Pagnini, ormai pochi attimi a chiudere l'azione d'attacco, ci prova Vega, il tiro alto, recupera il Valdagno, Di Giovanni, lancio per Francesco Crocco, Sexax, la conclusione Mugnaini, attento, ancora Di Giovanni, arriva però un fischio, dobbiamo capire cosa è successo, forse il cronometro va resettato. Parte allora il Valdagno, Sexas, poi spera che arriva Francesco Crocco, Piccoli, Piccoli spinto da Vega, salza la stecca, possesso che torna al Follonica. Francesco Banini, Davide, 4 minuti e mezzo nel corso della ripresa, formazione maremmana è tornata dunque in vantaggio grazie al gol di Dadda Banini. Fede Pagnini, Vega, scambio fra i due, poi però Fede Pagnini non controlla, la pallina schizza sulla recinzione, rimessa in gioco per la squadra di Sergio Silva. Ancora Vega per Francesco Banini che addomestica la pallina, si spinge con Sexas, poi in qualche modo allontana Piccoli, Francesco Crocco che poi cade a terra, ma per gli arbitri non c'è nulla. Allora Vega per Davide Banini, era un bel assist, non è riuscito Dadda a inquadrare lo specchio. Vega, ancora Davide Banini, Fede Pagnini, Vega, Francesco, la conclusione decisamente larga, si lotta ancora, alla meglio Francesco Crocco, serve Piccoli, se ne sono andati i primi 6 minuti del secondo tempo, il gol di Davide Banini proprio dopo 8 secondi dall'inizio della ripresa sta decidendo la partita, ma insomma c'è una vita. Messa in gioco per il Valdagno mentre Mascarenhas chiama i cambi, dentro ritornano Di Giovanni, anzi Nicolò Crocco e Thiago Sanchez. Poi la pallina recuperata da Fede Pagnini,
che pensa anche al tiro. Viera va la parata, poi Vega finisce giù, non c'è fischio, anzi sì. E allora decimo fallo del Valdagno. Dopo 6 minuti e 33 ci sarà punizione di prima. Dovrebbe andare Davide Banini, e lui, lo specialista del Follonica. Si incammina allora Dadda, intanto questo è il rigore di 4 minuti fa di Federico Pagnini con la parata di Rodrigo Viera. Davide Banini ha sistemato dai 7,40 metri, prende la rincorsa. Tutto pronto? Parte Davide Banini, va con le finte davanti al portiere, ancora, e c'è il gol di Davide Banini! Doppietta per il capitano del Follonica, ma soprattutto il Follonica torna avanti 2 gol, 4-2. Lo rivediamo, ormai quasi una sentenza. Davide Banini, finta, ancora controfinta, palla sotto la traversa. Sale dunque a quota 7 gol in campionato Dadda. Sanchez, Sexax, lo prende Francesco Banini, serve Claudio Bracali, ma è solo. Cercare Fede Pagnini che può solo controllare, non riesce entro 5 secondi a portare la pallina dall'altra parte. Poi in area finisce su Sexas, si lamenta, sempre però Valdagno, Sanchez, e c'è il gol di Thiago Sanchez. 7-14, Mugnaini aveva richiamato l'attenzione per fermare la partita, probabilmente c'era un po' di umidità sulle mattonelle. Sanchez da destra, lo rivediamo, sì, gran botta, nulla da fare, 4-3. Per Thiago Sanchez, gol numero 5 in campionato. Sergio Silva intanto ha fatto alzare dalla panchina ancora Andrea Fantozzi. Si può tornare a giocare Francesco Banini, tenta di chiuderlo Sanchez, poi in seconda battuta Sexas. Si lotta fra i due, si spintonano, arriva Sanchez, mette tutti d'accordo, ancora in velocità Sanchez, poi il tiro da parte di Niccolò Crocco, para Mugnaini, poi conclusione larga, poi ancora una bomba da fuori, sempre però Valdagno, poi recupera per un attimo Francesco Banini, ora Sanchez, dice Fede Pagnini. Poi cerca il triangolo e non si chiude Davide Banini, Onorio, conclusione centrale, lì c'è Mugnaini, Onorio su Davide Banini che riesce a scaricare per Fede Pagnini, poi subito in avanti a cercare Bracali per Davide Banini che entra in area, prova ad alzare la pallina ma lì Viera ferma tutto, poi Onorio, questa volta Mugnaini para e sulla ribattuta Sexas non c'entra lo specchio,
Francesco Banini finisce giù. Bracali, ora Francesco Banini, primi 9 minuti ancora scoppiettanti, come era già successo sostanzialmente nel primo tempo. Adesso il Valdagno, Seixas, Sanchez, mentre Sergio Silva chiama un time out. Francesco Banini allontana, la recupera Sanchez, poi in difesa Davide Banini, c'è il contrattacco Maremmano, Bracali, la palla si impenna, la tiene lì Viera, alla fine sono andati anche a commettere fallo il giocatore del Follonica e allora arriva il time out chiamato da Sergio Silva. Abbiamo rivisto l'azione di Claudio Bracali. Guardate qui invece la panchina del Follonica. Andiamo a vedere un po' i risultati. Sulle altre piste il Monza ha battuto il Giovinazzo per 4-2. Questo è un finale. Fortemarmi avanti 4-0 sul Novara. 6-4 il vantaggio del Grosseto a Breganze. Eccoli qui, 3-0 del Bassano a Sarzana, mentre il Lodi ha pareggiato contro il Viareggio 1-1. Posticipo domenicale sarà tra la capolista Trissino e il Castiglione. Finita allora il time out, si torna a giocare, pallina per il Valdagno, fuori i due Banini e Fede Pagnini, in pista anche Fantozzi e Pasquale. Un po' di riposo, un po' di cambi anche per Silva. Sanchez va in velocità, tenta di prenderlo Vega, sempre Sanchez, poi la palla mandata in avanti, la recupera Fantozzi, ma Sanchez è una scheggia, poi toccato forse da Fantozzi, va giù Sanchez, gli arbitri gli dicono di alzarsi. Fantozzi non riesce a servire Fede Pagnini, allora Sanchez, e c'è rigore per il Follonica. Claudio Bracali ha strattonato Onorio. E quindi rigore. Lo rivediamo dalla camera bassa. Palla lontana, Bracali si è agganciato. 10:13 sul cronometro. Avrà proprio Onorio che ha sistemato la pallina dai 5:40, va a sfidare Marco Mugnaini. A conclusione gol, il pareggio di Lucas Onorio Santos, che fa anche lui doppietta e sale a 20 gol in campionato. Lo rivediamo. Tiro rasoterra all'angolino alla destra del portiere. E come nel primo tempo, Follonica è andato avanti 2 gol, il Valdagno ha rimontato. Vega, Bracali, seguito da Seixas, va giù. Arbitro Eccelsi, fischiato la punizione, c'era stato anche un tocco che ha azzerato il cronometro. Sempre Vega tenta di liberarsi di Onorio,
Prova il tiro Vega, c'è la parata di Viera. Si lamenta Onorio. Chelsea gli dice qualcosa. Bracali, Vega, pallina schizza, però lì c'è Fede Pagnini, avanza, chiuso da Sexas. Fantozzi, Vega ancora per Fantozzi, la pallina carambola, la recupera il Valdagno, il tiro di Onorio, la palla deviata, sempre però Veneti, ora Sanchez, nuova conclusione, questa volta la parata di Mugnaini, poi cerca di avanzare Bracali che scivola, allora il Valdagno, ferma tutto Vega che si ritrova lì la pallina, poi però non può lanciare Bracali. Allora attacca ancora il Valdagno, Sanchez. La pallina gli ricarambola, il tiro di Sanchez, respinto. Fa strada Sexas. Ha chiuso Vega. Onorio dietro porta. Riesce a servire Sanchez. Poi il tiro di Sanchez lo ferma Claudio Bracali. Poi tenta di andarsene. Rimane in possesso palla, chiuso alla balaustra. Tenta di mettere in mezzo, arriva il fallo. Evidente. Quello di Niccolò Crocco. Tanto Silva rimanda in pista Pasquale proprio al posto di Bracali. Esce anche Fede Pagnini per Davide Banini. Poi Davide a centropista recupera, gli fa strada Pasquale in area, il tiro, la parata di Viera, grande occasione, ottimo il portiere portoghese di 23 anni. Ora Fantozzi, cercare Vega, Fantozzi, Davide Banini, può ripartire Fantozzi, c'è stato un blocco di Vega, Valdagno che recupera per un attimo, poi Fantozzi tenta di andarsene, Andrea Fantozzi, poi si scontra con il portiere, recupera il Valdagno, Sanchez che va al tiro, la palla si impenna. Ancora Sanchez, sempre Valdagno, Piccoli, tocca Mugnaini, poi ancora in area, provato la conclusione Onorio, si lamenta anche di un colpo. Davide Banini lancia a cercare Pasquale che non trattiene, recupera il Valdagno, Sanchez, pallina ora per Niccolò Crocco, Piccoli, Onorio, Sanchez, e poi grande occasione per Crocco che però la spedisce fuori sul secondo palo, aveva liberato alla perfezione il compagno. Ancora Onorio, Sanchez, Crocco, Sanchez, primi 15 minuti della ripresa, 4-4 al Capannino, ricordo 10ª giornata del massimo campionato. Intanto la palla pericolosa in area,
viene deviata dalla difesa, va a morire sulla rete. Mentre Mascarenhas va a chiamare altri cambi, rimanda in pista il suo capitano Di Giovanni. Sanchez, la conclusione da fuori di Niccolò Crocco, larga, Polonia però perde subito il possesso, ancora Sanchez, poi si aggancia con Vega nell'angolo di Giovanni, è rientrato in pista anche Francesco Banini. Alla fine gli arbitri chiamano l'ingaggio. Sfera che torna in possesso alla formazione maremmana. Francesco Banini, cercare Davide, Pasquale, la lascia lì per il suo capitano. 9 alla fine, ancora Vega, Davide Banini, la palla intercettata ma sulla stecca di Pasquale che prova da destra, gran frenata, poi ancora Davide Banini, Davide imbecca Pasquale, il tiro, probabilmente ci sarà stata deviazione ma la palla si impenna. Entra in pista anche Francesco Crocco, pallina in possesso del Valdagno. Sanchez, un po' di spazio sul secondo palo per Di Giovanni, poi finisce a terra Sanchez. Vega, Francesco Banini, già rientra tutta la difesa veneta. Pasquale, Davide Banini, ancora Vega, Pasquale tenta di girarla al volo ma la parte opposta non poteva arrivarci Davide, ci arriva Vega, ancora in aria, il tiro, c'è la parata di Viera su Vega, grande occasione questa ma il Valdagno dalla parte opposta, pericolo, finita a terra Francesco Crocco, gli arbitri fermano la partita. Arriva anche il time out chiamato da Federico Mascarenhas, l'occasione per andare a vedere cosa succede sulle altre piste. Eccoli qui in tempo reale, abbiamo detto che il Monza ha vinto a Giovinazzo 4-2, Forza dei Marmi avanti 5-1 sul Novara, Grosseto avanti 7-5 con il Breganze, 3-0 del Bassano a Sarzana, 1-1 tra Lodi e Viareggio. Qui al Capannino siamo entrati negli ultimi 8 minuti, partita comunque scoppiettante, tante occasioni. La differenza la stanno facendo i tiri dal dischetto. Valdagno segnato, Follonica no, su 2 tentativi. Segnato però una punizione di prima con Davide Banini. Finito allora il time out, sta asciugando la pista. La rimessa in gioco è per il Follonica. Avanza Francesco Banini, riesce a servire Davide, il tiro!
La pallina esce, non so come, Davide era solo davanti al portiere, poi arriva però un cartellino blu per Davide Banini, che ha agganciato in ripartenza Francesco Crocco. Lo deve tirare fuori Ferrari. E qui potrebbe girare la partita. (17 e 29). Rivediamo magari dal basso. Qui Davide Banini spara fuori, poi due vanno a contatto, tentava di rialzarsi Crocco, l'abito Ferrari ha sgambettato Davide Banini, quindi 2 minuti di panca puniti, che da quest'anno si sta comodamente seduti sulla panchina. Valdagno allora a 120 secondi con l'uomo in più. Sanchez, Sexax, Sanchez, Onorio, sbaglia l'appoggio, il portiere però la può ricacciare in avanti, nell'angolo Vega, la recupera Onorio, Sanchez, poi Sexas, il tiro, la pallina si impenna, la smanaccia Mugnaini. Ancora un tiro e c'è la parata ancora di Mugnaini sulla sventola di Sanchez. Poi in area e c'è il gol di Leonardo Di Qui Giovanni. Passa in vantaggio per la prima volta il Valdagno a 6 minuti e mezzo dalla fine della partita in power play. Lo rivediamo? Di Qui Giovanni la mette nel sacco, doppietta per il capitano che sale a 8 gol in campionato. E il Polonia deve giocare un altro minuto praticamente con l'uomo in meno. Va Francesco Banini. Sexas, poi la conclusione di Sanchez deviata, ma sempre Valdagno. Ora Sexas, Di Qui Giovanni, Sexas, Di Qui Giovanni al tiro e la caccia fuori Mugnaini. Altra paratissima. Lo rivediamo. Di Qui Giovanni, Mugnaini ben oltre la linea di porta. Francesco Banini tenta di saltare l'avversario, entra in area, finisce giù, rigore per il Follonica. Si lamenta Sanchez, ma è Chelsea, non ha dubbi. Lo rivediamo. Dice siete andati in 3, gli ha detto il Chelsea su Francesco Banini. Tratto Fantozzi per battere il tiro da 5,40 metri. C'è da asciugare le mattonelle della porta di Marco Mugnaini. Momento delicato, il Follonia ha subito il 5-4 in inferiorità numerica, potrebbe pareggiare
sempre con l'uomo in meno. Fantozzi va a sistemare la pallina. C'è ancora una vita da giocare, ma momenti decisivi. Tutto pronto? Va Andrea Fantozzi, palo! Scheggia all'incrocio dei pali, niente da fare, si rimane sul 5-4 per il Valdagno. Si prova ancora di qui Giovanni, finito allora però il power play, si torna a giocare 4 contro 4. Ci stiamo avvicinando agli ultimi 5 minuti di questa partita. Di Giovanni, Sanchez, ora Thiago Sanchez che vuole partire in velocità, dietro c'è Sexas, Di Giovanni, sempre Valdagno, chiaro l'intento di mantenere il possesso della pallina in questo finale. Poi c'è il tiro da parte di Giovanni, la pallina si impenna, tenta di recuperarla Francesco Banini, alla meglio di Giovanni, poi Fantozzi mette in mezzo, ferma tutto Sanchez che va anche alla conclusione, spara però fuori. Fede Pagnini, gran difensore, la recupera Francesco Banini, toccato, o perlomeno Francesco Banini fa segno, l'arbitro il Chelsea gli dice che può tranquillamente rialzarsi. Mentre esce Francesco Banini, rientra in pista Davide. Sempre Valdagno, questo finale, comandare le operazioni. Passaggio a largo, alla meglio però Davide Banini. Niente da fare, Veneti che riconquistano la pallina. Poi sfera, recuperata dal Valdagno. Anzi no, la pallina deviata, quindi l'ha recuperata dal Follonica. Francesco Banini, tornato in pista per questi ultimi 3 minuti. Davide Vega insieme a Fantozzi, Squai Silva, trazione anteriore. Ancora Fantozzi, Francesco Banini, prova il tiro, la pallina respinta da Viera. Si lotta ancora, la recupera però Onorio. Passaggio per Di Qui Giovanni, inseguito, poi lo scarico, cercare ancora Onorio, Sexas,
quella di Giovanni, lui l'autore del gol del 5-4. Vega, però la difesa del Valdagno non si è lasciata scoprire. Davide Panini, ma i 2 minuti alla fine. Vega, ancora Fantozzi va al tiro, la palla deviata, esulta la panchina del Valdagno per aver evitato guai peggiori. Vega, Davide Banini, Follonica ci prova a riprenderla, per la prima volta in vantaggio il Valdagno, è sempre stato sotto. Ancora Vega, Davide Banini, tiro, la parata di Viera, ultimi 90 secondi nemmeno, fermato Onorio, ancora Francesco Banini, Davide, il servizio da Sexas, franano sulla porta, arriva il fischio, c'è un fallo e poi anche un time out chiamato da Sergio Silva in questi ultimi 71 secondi. Vuole parlarci un po' su, andiamo a vedere cosa succede sulle altre piste, ma siamo quasi alla fine. Forze dei Marmi ha chiuso sul 5-1, anche il Monza come detto aveva vinto 4-2 a Giovinazzo, Grosseto avanti 8-5 a Breganze, il Bassano 3-1 a Sarzana, 2-2 nel big match tra Lodi e Viareggio. Poi domani, domenica, Trissino Castiglione concluderà la 10ª giornata. L'ultimo schema segnalato da Sergio Silva. Sulla pallina Vega e Davide Banini. Ancora Davide. Prova il tiro, gol! All'incrocio dei pali di Davide Banini! Il Follonica la ripiglia all'ultimo minuto, 5-5, tripletta di Davide Banini. Lo rivediamo, anche qui una giocata di Davide Banini. E attacca ancora il Follonica con Fantozzi, chiuso di Giovanni nell'angolo. Fantozzi spinge, la palla poi la recupera Francesco Banini, Viera riesce ad allontanare. 40 secondi alla fine, parte di Giovanni, Valdagno era lì che intravedeva la linea del traguardo. La giocatissima e la tripletta di Davide Banini, 8 gol in campionato. Ha riportato in parità il risultato, poi si lotta ancora in area. Onorio finisce a terra, gli arbitri fischiano. Franco Ferrari va a dire qualcosa a Lucas Onorio, poteva essere un'occasione di contropiede. Francesco Banini, 14 secondi a chiudere la partita insieme a Fantozzi. Devono risalire la pista i giocatori del Follonica. Va Francesco, sbaglia però l'appoggio, la recupera Sanchez. Poi Francesco va a chiudere, ancora Sanchez, allontanato, Vega,
ma ormai non c'è più tempo. Finisce qui tra Follonica e Valdagno. È un pareggio spettacolare per 5 pari. Davvero una grandissima partita, abbiamo assistito a grandi azioni e soprattutto alla rimonta quasi sperata all'ultimo minuto del Follonica con Davide Dadda Banini. Follonica interrompe dunque la striscia delle 2 sconfitte consecutive, si ferma anche quella delle vittorie consecutive del Valdagno. Squadre, centropista per i saluti. Davvero spettacolare questa partita. Anche se poi un punto che non cambia molto ai fini della classifica, anche se insomma il Valdagno sulla pista di Follonica, con un Follonica così determinato, ha fatto di tutto. Rivediamo tutti i gol. Nel primo tempo Davide Banini va a servire l'assist a Vega per l'1-0, poi la ripartenza di Francesco Banini, il tiro non trascendentale ma nulla da fare per Bier, 2-0, la rimonta del Valdagno con il tiro di Crocco, la deviazione di Qui Giovanni, 2-1. Poi Piccoli da sinistra la mette in mezzo al volo Onorio, gran gol, 2-2. Poi a inizio ripresa, dopo 8 secondi, Francesco Banini per Davide che la tocca di giustezza, 3-2. Poi c'è stato anche un rigore di Federico Pagnini, ma la punizione sul 10° fallo di Davide Banini che insacca il 4-2. Poi la rimonta del Valdagno da destra, il tiro di Sanchez, la pallina si insacca. Poi il rigore di Onorio che buca nuovamente Mugnaini, 4 pari. Poi in power play Di Giovanni davanti al portiere non sbaglia, 5-4. E poi poco più di un minuto dalla fine della partita Davide Banini si inventa un golasso che va a morire all'incrocio dei pali alla sinistra di Viera. Con questo allora è davvero tutto. Io ringrazio Andrea Burgio per le riprese, Leo per la regia, Leonida Romualdi per la regia, Dario Giovannelli un saluto e ringraziamento. Alle prossime sfide con l'hockey su pista.